Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. 540 kg di cocaina sequestrati dalla Guardia di Finanza nel mare a sud di Catania. Galleggianti su colli imballati, lanciati da una nave cargo, erano stati da poco spostati su un peschereccio. Una confisca da 100 milioni, 5 gli arrestati, 4 italiani e un serbo. Mafia dei Nebrodi, 65 condanne al processo d'appello, nonostante le numerose riduzioni di pena, soddisfazione dell'europarlamentare Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, che per le sue denunce era scampato a un attentato. L'impianto accusatorio, nota, ha retto. Dopo il ricorso delle associazioni ambientaliste, il TAR ha bloccato la costruzione del telescopio sul Monte Mufara, sulle Madonie. Dovrebbe far parte di una rete globale progettata dall'Agenzia Spaziale Europea per monitorare meteoriti e asteroidi. Adesso il progetto rischia di essere trasferito in Spagna. Tensioni nella maggioranza in regione dopo gli scontri sulla gestione delle nomine nella sanità. Ora ad agitare le acque ci sarebbe un audio in cui l'assessore Tamaio, mister Preferenze Azzurro, si dice pronto a candidarsi a governatore al posto di Schifani. I guasti al petrolchimico di Priolo dopo la denuncia della procuratrice di Siracusa. Non abbiamo avuto collaborazione, la politica finalmente si muove. Un deputato regionale annuncia un esposto. Catania si avvicina all'inizio della scuola e a Librino il piazzale dell'istituto Fontana Rossa, come vedete, somiglia a una discarica. La preside Tumminia, c'è disorganizzazione e tanta inciviltà. Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, portabandiere alle Olimpiadi di Parigi e una bellissima coppia nella vita, festeggiano i loro successi a Taormina. Calcio, domani trasferta in casa della Juventus Next Gen per il Catania. Alla vigilia del match il tecnico dei rossazzurri Mimmo Toscano presenta la sfida e racconta il momento della sua squadra. Bentrovati, un mare di cocaina, maxi sequestro da 540 kg tra Catania e Ragusa, 5 le persone arrestate. I colli di droga erano stati imballati per evitare infiltrazioni d'acqua e lanciati in mare da una nave cargo. Tonino De Mana. Decine di colli imballati per evitare infiltrazioni d'acqua. Sono 540 i chili di cocaina per un valore stimato di oltre 100 milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza. 5 le persone arrestate. Gli indagati sono stati intercettati su un peschereccio ed avevano recuperato la sostanza stupefacente direttamente in mare. Operazioni che non sono sfuggite alle fiamme gialle del Comando Provinciale di Catania in collaborazione con i finanzieri dei reparti operativi aeronavali di Palermo e Pratica di Mare con il supporto di Gico e Scico. Sotto osservazione il tratto di mare compreso tra le province di Catania e Ragusa, che ha consentito di rilevare movimenti anomali di un peschereccio che stava recuperando ben 18 colli galleggianti in acqua. Secondo gli investigatori il carico di droga sarebbe stato scaricato direttamente da una nave cargo. L'operazione, coordinata dalla Procura di Catania, ha portato al sequestro di 450 panetti per un peso complessivo di 540 kg e del peschereccio. I finanzieri hanno arrestato 5 componenti dell'equipaggio, 4 italiani ed un serbo, indagati per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravato dall'ingente quantitativo. Gli arresti e il sequestro sono stati convalidati dal GIP di Catania. Secondo gli investigatori la cocaina era destinata ad alimentare le principali piazze di spaccio siciliane, garantendo milionari guadagni alle organizzazioni criminali. Nel maxi processo alla mafia dei Nebrodi è emessa la sentenza di appello, 65 condanne, pure con molte riduzioni di pena per le truffe all'Unione Europea sui fondi per l'agricoltura. Tutto era partito dalla denuncia dell'allora presidente del Parco dei Nebrodi, Antoci, per questo vittima di un attentato mafioso. Oggi l'europarlamentare dei 5 Stelle plaude al lavoro della magistratura. Roberta Lunghi. La sentenza di oggi dimostra la tenuta dell'impianto accusatorio. Vanno fatti i complimenti alla magistratura e alle forze dell'ordine.
Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, oggi europarlamentare per il Movimento 5 Stelle, commenta così la sentenza del maxi processo d'appello alla mafia dei Pascoli emessa ieri sera nell'aula bunker del carcere messinese di Gazzi. 65 condanne con una sola conferma della decisione di primo grado per Gino Calco l'Abruzzo. Per gli altri 64 imputati numerose riduzioni di pena. La pena più alta inflitta a Sebastiano Bontempo, 20 anni e 6 mesi, a Salvatore Aurelio Faranda è stata ridotta da 30 a 20 anni. Per l'ex sindaco di Tortorici, Emanuele Galatisardo, condanna ridotta da 6 anni e 2 mesi a 3 anni e 1 mese. È soddisfatto Antoci nonostante le riduzioni di pena che giudica poco consistenti e plaude per un risultato che rafforza il senso del protocollo che porta il suo nome e che invano molti cercano di aggirare. Antoci fu vittima di un attentato mafioso dal quale si è salvato grazie all'auto blindata e agli uomini della sua scorta della polizia dopo aver denunciato il sistema mafioso imperante sui Nebrodi per lucrare sui fondi europei destinati all'agricoltura. Abbiamo colpito con un'azione senza precedenti la mafia dei terreni, è per questo che quella notte volevano fermarmi, ha dichiarato Antoci. Volevano bloccare l'idea di una legge nazionale. Questa sentenza, ancora una volta, ci fa capire che la norma va applicata ovunque, come in Italia, come è già nel nuovo codice antimafia, ma anche in Europa. Su questo lavoro noi ci impegneremo tanto. Mi hanno tolto tutto, ha aggiunto Antoci, libertà, serenità. Mi hanno costretto a una vita complicata costringendo la mia famiglia a vivere in una casa blindata e presidiata dall'esercito. 2 cose però non sono riusciti a togliermi, la vita e la dignità. Dopo il ricorso presentato da numerose associazioni ambientaliste, il TAR ha bloccato la costruzione di FlyEye, il primo telescopio di una rete globale progettata dall'Agenzia Spaziale Europea per monitorare meteoriti e asteroidi. Luca Ciliberti. Il dito è la Luna, o meglio l'asteroide. Poche ore prima della posa della prima pietra il TAR ha bloccato la costruzione di FlyEye, primo telescopio di una rete globale progettata dall'Agenzia Spaziale Europea per monitorare meteoriti e asteroidi, rocce potenzialmente pericolose che potrebbero colpire il pianeta Terra. L'ESA nel 2018 ha firmato un accordo con l'Agenzia Spaziale Italiana per installare il telescopio in cima ai 1865 metri del monte Mufara in Sicilia, sulle Madonie. Un progetto ambizioso, di grandissimo interesse scientifico, con tutte le ricadute del caso. Nel colloquio che ieri ho avuto col direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea mi è stato detto che evidentemente devono procedere a quello che già pensavo di fare un anno fa, al trasferimento di questo importante e significativo investimento che farebbe della Sicilia un polo spaziale in un'altra nazione. Un'opera però ritenuta troppo invasiva dagli ambientalisti che hanno presentato ricorso. Noi lamentiamo i tanti profili di legittimità che hanno viziato le procedure autorizzative della costruzione dell'opera, dell'osservatorio astronomico. Il TAR ha ritenuto tra l'altro preminente l'interesse alla tutela ambientale e all'integrità della cima. Per questo appunto riteniamo che sia necessario che si scelga un sito diverso rispetto alla Mufara. Un nuovo stop che si aggiunge ai notevoli ritardi a causa delle autorizzazioni locali, tanto che l'ESA aveva considerato lo scorso anno lo spostamento del sito verso un'alternativa nelle Canarie, pronte ad accoglierlo senza ostacoli. Lo spazio sta diventando uno dei settori più competitivi dell'industria italiana e io vorrei che la Sicilia partecipasse a questo processo di sviluppo che ci va a vedere vincenti su quello che è un'economia del futuro, un'economia dello spazio. Senza un'alternativa, adesso l'osservatorio FlyEye potrebbe davvero volare altrove, mentre in Sicilia si continua a guardare il dito. Inaugurata a Palermo la casa della Made in Italy, destinata soprattutto all'assistenza e al sostegno del sistema produttivo locale. Mi auguro, ha detto il ministro Urso, che anche le imprese siciliane possano acquisire macchinari avanzati e formare i lavoratori sulle tecnologie digitali e green. Per il presidente Schifani si tratta di una tappa importante per quel mondo industriale a cui la Regione guarda con interesse. Attualità politica, si insinua il virus del sospetto all'interno della maggioranza a Palermo. Dopo gli scontri sulla gestione delle nomine in sanità arriva anche il presunto audio di Tamaio, campione di voti azzurro, pronto a candidarsi a governatore al posto di Schifani. Manlio Viola.
Un balletto inqualificabile. Così il presidente della regione Renato Schifani ha definito le pressioni di deputati e politici per le nomine in sanità. Ma è proprio all'interno della sua maggioranza che questo balletto è iniziato ed è continuato a lungo fino a creare tensioni importanti dentro e fuori i partiti della coalizione. Le magagne che Schifani denuncia sono anche quelle che denuncia le opposizioni e portano oggi ad un tutti contro tutti abbastanza difficile da risolvere. Chiede un incontro chiarificatore il Movimento per l'Autonomia di Raffaele Lombardo. L'ex presidente della regione non ha più alcun rappresentante ai vertici della sanità catanese e dire che fino a qualche mese fa i posti cardine erano sempre vicini al suo movimento. Mugugnano sotto banco invece gli uomini della DC di Totò Cuffaro. Avrebbero voluto più peso nella sanità agrigentina, negli ospedali palermitani invece sono stati deviati in altre province. Nella bufera finisce il dirigente generale del Dipartimento Strategico in Sanità, Salvatore Iacolino, tecnico sì, ma anche politico di lungo corso, fedelissimo proprio di Schifani, ma adesso al centro degli attacchi per aver gestito le nomine col piglio e con i sistemi della politica. Una gestione che neanche Schifani ha gradito e che adesso non intende difendere. Sottolineano queste contraddizioni dall'opposizione, dal PD e da Sud Chiama Nord, Barbagallo e De Luca invitano Schifani a fare nomi e cognomi degli autori delle pressioni. Intanto scoppia la grana Tamaio, il campione di voti di Forza Italia si preparerebbe a candidarsi a presidente della regione e lo avrebbe detto ai suoi in un audiomessaggio che ha irritato il governatore Schifani, ma lui smentisce l'esistenza di questo audio e ribadisce di lavorare con e per Schifani, come conferma anche il suo padrino politico, l'ex ministro delle telecomunicazioni Totò Cardinale. Tutto risolto? Niente affatto, visto che dentro la maggioranza continua a diffondersi sempre di più il sospetto che rischia di mettere tutti contro tutti. L'arcivescovo di Palermo Lorefice attacca la città, non è sicura, replica il sindaco La Galla, non è così, Palermo non è la capitale del crimine e annuncia l'arrivo di 100 nuovi vigili, ma nel frattempo la città assiste a un nuovo atto di vandalismo, baby gang in una scuola. Marco Cullà. Palermo non è la capitale del crimine. Il sindaco del capoluogo Roberto La Galla non ci sta e alza gli scudi dopo l'appello dell'arcivescovo Corrado Lorefice affinché la città sia più sicura. Per La Galla Palermo è una città sicura, come ha più volte ribadito nel corso di varie interviste. Accolgo l'invito dell'arcivescovo come un monito e come uno sprone a far meglio che vale per Palermo come per altre città d'Italia, ma non facciamoci male da soli, non trasmettiamo il messaggio sbagliato parlandone da pulpiti prestigiosi, ha detto il primo cittadino. A sostegno del suo messaggio rassicurante annuncia l'arrivo di 100 nuovi vigili urbani. I fatti di cronaca però in questo momento dicono altro, dalle risse ai furti e poi anche i danneggiamenti alle scuole a qualche giorno dall'inizio. L'ultimo episodio si è registrato nella scuola Rita Atria, in largo Cavalieri di Malta. Alcuni vandali hanno scardinato la finestra e sono entrati all'interno dell'istituto, così per divertimento. Pare infatti che non manchi nulla. Priolo, non abbiamo riscontrato collaborazioni. La denuncia alla TG Sicilia è della procuratrice capo di Siracusa Gambino a proposito della sua inchiesta sui recenti guasti al petrolchimico. Ora finalmente la politica si muove. Un deputato regionale annuncia un esposto. Francesco Aloi. Non abbiamo riscontrato collaborazione, quindi chi è a conoscenza di quello che è accaduto, del tipo di effetti che ha avuto per esempio anche nelle case private, che lo dica. Con il fascicolo aperto e le ipotesi da verificare, la procuratrice capo di Siracusa vuole fare luce sulla pioggia oleosa dello scorso 26 agosto e i ripetuti guasti all'impianto, ma chiede la collaborazione di tutti. Tantissimi residenti della zona che si lamentano. Le proteste vanno sui social, ma non oltre. Quindi dai cittadini ad oggi non è arrivato alcun esposto? Assolutamente no. Una bolla di silenzio e accondiscendenza nei confronti di un colosso che è indotto compreso da 15.000 posti di lavoro. Immediate le prime reazioni sul fronte della politica. I sindaci chiedono chiarezza e non solo loro. Ieri sera mi trovavo a Priolo per vari incontri di politica, non sono potuto scendere dalla macchina per un'aria irrespirabile. Non è più tollerabile questa situazione, questa gestione della zona industriale. Non vi è dubbio che dobbiamo tutelare i 10.000 posti di lavoro, ma non
vi è dubbio che dobbiamo tutelare la salute e l'ambiente. Mi attiverò in maniera seria per un'interlocuzione importante con il nostro procuratore. L'impianto Lucento Topping Isab Sud è stato sottoposto a sequestro, autorizzato però a restare operativo. Se avessimo bloccato del tutto l'attività, avrebbero dovuto mandare in torcia tutto il combustibile che avevano in pancia sostanzialmente, cosa che era impossibile perché avremmo creato un danno all'ambiente noi stessi. L'ipotesi di reato al momento non è quella di disastro ambientale, però si potrebbe andare su quella strada. Dipenderà dall'esito degli accertamenti. Lampedusa, mentre si cercano ancora i 21 dispersi nell'ennesimo naufragio, continuano gli sbarchi. In 129 sono approdati nelle ultime ore nell'isola, dopo che le motovedette della Guardia Costiera hanno soccorso 2 barconi, con a bordo anche donne e bambini. Intanto 3 immigrati, sbarcati ancora a Lampedusa, sono stati arrestati perché tornati sul territorio italiano nonostante il decreto di respingimento. Crisi idrica. A Messina il sindaco autorizza l'immissione nella rete di acqua anche senza l'ok dell'azienda sanitaria sulla potabilità. Ad Agrigento continua il sit-in di protesta dei cittadini senza acqua esasperati. Francesco Triolo. Via libera all'immissione in rete dell'acqua da 4 nuovi pozzi. Il sindaco di Messina Federico Basile forza la mano e firma un'ordinanza che consente di avere 30 litri al secondo di acqua in più senza aspettare il parere sulla potabilità da parte dell'ASP. Il sapore della forzatura sta tutto qui, nelle pieghe di una burocrazia che attende da giorni l'esito ufficiale e formale delle campionature da parte dell'azienda sanitaria provinciale. Da oggi quindi nella rete idrica della città ci saranno circa 30 litri in più, ma la conseguenza è che l'acqua, tutta l'acqua adesso che arriva in città è considerata non potabile. La raccomandazione quindi evidenziata con risalto nell'ordinanza stessa del sindaco è quella di usare l'acqua della rete idrica comunale solo per le esigenze igienico-sanitarie. Una raccomandazione necessaria perché se per il comune l'acqua è potabile, a certificarlo sono le analisi effettuate da 2 laboratori specializzati, perché sia considerato ufficialmente potabile serve che a certificarlo sia l'ASP. E proprio questo è uno dei passaggi che il sindaco attenta appunto da giorni, ma non è ancora arrivato. Ma in un momento di crisi idrica, con la riapertura delle scuole all'orizzonte e il rientro in città dei vacanzieri, occorreva aumentare la portata di acqua. Crisi idrica in primo piano anche ad Agrigento. È il 4º giorno di protesta di Giuseppe Di Rosa del Codacons davanti al comune per rivendicare il diritto all'acqua. Di Rosa proseguirà a dormire in tenda fin quando non sarà risolto il problema della mancanza d'acqua. Noi siamo qua, rimarremo qua. Il sit-in sarà in pianta stabile finché veramente non ci sarà l'acqua nelle nostre case. Forse il sindaco non ha capito che non stiamo giocando. Prendono 100-200 mila euro, anziché fare sempre feste e festine, vadano ad affittare 2 dissalatori e per almeno 2 mesi abbiamo tappato. E domani pomeriggio, sempre di fronte al municipio, nuova manifestazione di protesta da parte di Legambiente. Catania si avvicina all'inizio della scuola e a Librino il piazzale dell'istituto Fontana Rossa somiglia a una discarica. La preside Tuminia, c'è disorganizzazione e tanta inciviltà. Tonino De Mana. Pochi giorni e il piazzale antistante l'istituto Fontana Rossa presso Masseria Moncada sarà pieno di studenti e genitori che non vedranno l'ora di sentir suonare la campanella, quantomeno per allontanarsi e in fretta dal parcheggio di scarica di Viale Moncada. A Librino, dove è alto il tasso di dispersione scolastica, ogni anno è uguale al precedente perché da queste parti nulla cambia. Montagne di rifiuti invadono l'ingresso della scuola, sacchetti su sacchetti depositati ovunque, anche in enormi fossati utili per buttare più spazzatura possibile. E non mancano scarti edili, pneumatici ed Eternit, cartoline poco edificanti che non sorprendono più il dirigente scolastico Cetti Tuminia. C'è una responsabilità comune, un po' nell'organizzazione da parte del comune da questo punto di vista e un po' certamente nell'inciviltà di chi poi vive quella zona, come in altre parti di Catania noi vediamo, insomma l'inciviltà la fa da padrone. Non mancano le frecciate ai cittadini. I residenti hanno pensato bene di scavare anche una fossa affinché si possa accogliere ancora più spazzatura. Anche gli abitanti dovrebbero un attimo cominciare a pensare che lì circolano i bambini. Per alcuni resta da capire come sarà possibile raggiungere la scuola, visto che il sentiero e la scalinata sono off limits per un percorso avventura che di didattico ha ben poco.
Sempre a Catania, grazie alla telefonata di un cittadino al 112, i carabinieri hanno arrestato un ladro che stava rubando un'auto in viale Mario Rapisardi. Una rapida verifica della macchina ha confermato che lo sportello anteriore sinistro era stato forzato e la serratura danneggiata. L'edizione del centenario della cronoscalata Catania-Etna non si terrà a causa delle recenti eruzioni dell'Etna. La cenere vulcanica e quindi ragioni di sicurezza per i piloti hanno indotto le istituzioni a revocare l'autorizzazione dell'iniziativa. Lo rende noto il presidente dell'Automobile Club Catania, Maurizio Magnano. Sono stati i portabandiere dell'Italia nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi e sono anche una bellissima coppia nella vita. Rossella Fiammingo e Gregorio Paltrinieri hanno festeggiato i loro successi a Taormina, tappa conclusiva delle loro vacanze in Sicilia. Eccoli con Eva Spapinato. 3 anni fa avevo festeggiato io 30 anni e le medaglie insieme a Greg, questa volta festeggiamo i suoi 30 anni con le nostre medaglie, abbiamo scelto Taormina perché ormai insomma è tradizione. Un altro compleanno festeggiato insieme a Taormina, un altro successo olimpico da condividere con amici e parenti per la coppia da podio Rossella Fiammingo e Gregorio Paltrinieri, super medagliati campioni azzurri, insieme portabandiera dell'Italia alla chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, uniti da un insolito destino a 5 cerchi. Mentre la catanese Fiammingo entrava nella storia, mai l'Italia aveva vinto loro a squadre nella spada femminile. Nello stesso momento c'era Gregorio che stava nuotando per la finale e quando ho finito, che abbiamo vinto, la prima domanda che ho fatto al presidente Malagò è stata: ma Gregorio che cosa ha fatto? Dopo aver vinto il bronzo negli 800 metri stile libero, Super Greg conquista l'argento nei 1500, diventando l'unico nuotatore italiano a vincere 5 medaglie olimpiche e salire sul podio per 3 edizioni consecutive dei giochi. Lo dico sempre, mi emoziono più per le sue che per le mie, cioè quando sono io in acqua, vabbè, tanto diciamo la responsabilità è su di me, quasi non me ne rendo conto, ma quando c'è lei è un'altra cosa. Li incontriamo a Taormina, tappa finale delle loro vacanze. L'estate siciliana ormai è un must. Nemmeno l'infortunio al gomito ha impedito a Greg di godersi le acque siciliane tra le Egadi e il sud-est della Sicilia con l'aiuto di un supporto. Sì, faceva molto ridere perché aveva un braccio solo e lo utilizzava per poggiarlo al materassino, ne avrà cambiati 4-5. Ma si pensa già ai prossimi impegni. Los Angeles è lontanissima, credo vada preso un anno per anno, quindi io l'anno prossimo avrò i mondiali, anche lei. Dobbiamo ricaricare le batterie al massimo per essere pronti per almeno, speriamo, l'ultima Olimpiade. Allora il prossimo festeggiamento tra altri 3 anni, per che cosa? Vediamo. Ci possono essere tante cose per cui festeggiare, adesso come in ogni cosa prendiamo step by step. Complimenti a Rossella e Greg. Bene, tra poco il calcio con il Catania domani in trasferta in casa della Juventus Next Gen. State con noi. Calcio domani per il Catania, la trasferta in casa della Juventus Next Gen. È toccato oggi all'allenatore Mimmo Toscano presentare la sfida e il momento che si vive nello spogliatoio rossazzurro. Francesco Triolo. Ma gli ultimi risultati hanno detto che è una squadra molto imprevedibile, da metterci la massima attenzione perché sarà un test molto importante per noi per alzare il nostro livello e la nostra asticella. Mimmo Toscano non nasconde le insidie ma neanche le ambizioni. Alla vigilia della trasferta di Biella contro la Juventus Next Gen, l'allenatore rossazzurro invita tutti a non sottovalutare un avversario che fa della corsa, della gamba uno dei suoi punti di forza, ma anche a mettere subito da parte il successo contro il Benevento. Il difficile non è il primo passo o la prima vittoria. Difficile rimanere concentrati, non perdere di vista
le motivazioni, non perdere di vista il tuo obiettivo, quindi questo è un passaggio fondamentale che i ragazzi l'hanno capito. Noi non dobbiamo essere figli di un risultato, ma figli di un processo di miglioramento costante e continuo a 360 gradi. Deve essere un lavoro a più livelli come calciatore, come persona, come gruppo e crescere continuamente. Ceduto in prestito il giovane portiere Lauk Zemis all'Ancona, per la gara in Piemonte toscano non potrà contare sul recupero di nessuno degli indisponibili. Contro la Juve potrebbero essere in campo gli stessi interpreti visti con il Benevento, magari con più minuti per Stoppa ed Inglese, ma la parola chiave della partita rimane la stessa. La parola chiave della partita è stare sempre sul pezzo. A Messina prosegue la contestazione della tifoseria. Spalti deserti domani sera contro il Taranto. Il Trapani deve ancora sciogliere il nodo allenatore. Franco Cammarasana. Si parla di calcio, ma non solo a Messina e Trapani. In riva allo stretto, tifoseria ancora in netta contestazione nei confronti dell'attuale dirigenza. Anche per domani sera i tifosi giallorossi diserteranno lo stadio, mentre per quanto riguarda la squadra, Giacomo Modica è alle prese con la formazione da opporre al Taranto. Salvo a sinistra Petrucci in mezzo e Lucioni in avanti le possibili novità. Dopo l'esonero di Torrisi, ancora da scegliere il tecnico che siederà sulla panchina del Trapani, momentaneamente affidata a Salvatore Arronica, che domani sera guiderà la squadra in quel di Crotone. Il presidente Antonini ha già preso contatti con Fabio Liverani e Cristian Brocchi, ma deciderà solo lunedì a chi affidare la squadra. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.